Buonasera ai titoli. È atteso a Messina Antonio Mazzeo, l'attivista sequestrato dall'esercito israeliano con altre 21 persone a bordo di una barca a vela, portava aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Palermo, la mamma non era in casa quando è morta la piccola Maria, l'11enne, paralizzata, ha ingerito per errore della benzina. Giovedì l'autopsia. Mafia è tornata in libertà Patrizia Messina Denaro, la sorella vicina al boss a Castelvetrano avrà solo l'obbligo di firma. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto in Puglia una fra le più grandi fabbriche di sigarette di contrabbando d'Europa, 10 persone denunciate. A Catania nuova vita per il campo Velletri, riqualificato con fondi europei destinato a sportivi e famiglie. Calcio, un gol di Francesco regala al Palermo la vittoria sul Bra. Inzaghi, mi piace lo spirito della squadra. Dal Genoa arriva il difensore Bani. Sorteggiati i calendari di Serie C, il Catania inizia la stagione in casa con il Foggia, Trapani e Siracusa cominciano in trasferta rispettivamente a Casarano e a Salerno. Eccoci, buonasera. Dopo il suo arrivo in Italia, atteso a Messina, Antonio Mazzeo, l'attivista sequestrato dall'esercito israeliano mentre a bordo di una nave con altre 21 persone portava aiuti umanitari e solidarietà alla popolazione di Gaza. Sentiamo Adelaide Barbagallo. È in Italia, a breve rientrerà in Sicilia. È stato rimpatriato con un volo da Tel Aviv a Fiumicino Antonio Mazzeo, l'attivista messinese della Freedom Flotilla, bloccato in acque internazionali a meno di 50 miglia dalla striscia di Gaza sulla barca Andala, salpata a Siracusa con un equipaggio internazionale per portare aiuti umanitari salvavita e un messaggio di solidarietà delle persone di tutto il mondo che si rifiutano di restare in silenzio mentre Gaza viene lasciata morire di fame, bombardata e sepolta sotto le macerie. Mazzeo ha preferito firmare per il rimpatrio, evitando così una detenzione. Chiedo al governo che si facciano rientrare anche gli altri prigionieri, ha detto al suo arrivo a Fiumicino, e che l'imbarcazione venga dissequestrata. Fate in tutti i modi che si può, prima possibile, fate in tutti i modi che l'Andala con il suo carico di aiuti e soprattutto con il carico dei giocattoli, che secondo me è la cosa più importante che sta a bordo in quella barca, venga immediatamente dissequestrata. Definire la situazione di Gaza una catastrofe è ridicolo. Alle bombe si sta sommando lo sterminio per fame e sete di un'intera generazione di giovani e sono 1 migliaio le gestanti che rischiano di perdere il loro bambino prima che venga alla luce per le condizioni di malnutrizione. Ovviamente siamo profondamente arrabbiati per quello che è accaduto. Lo sapevamo partendo che l'impresa di toccare Gaza sarebbe stata estremamente complicata. C'è stato un vero e proprio abbordaggio e il sequestro di 21 persone, ha detto. Il Mare Nostrum ormai è di Israele, fa quello che vuole. Il mio interrogatorio è stato a dir poco indegno. A Palermo, sola in casa con i fratellini, è morta così la piccola Maria dopo aver ingerito per errore della benzina. Giovedì l'autopsia. Marco Gullà. C'è ancora un velo di mistero, ma i contorni sulla morte della piccola Maria iniziano ad essere sempre più chiari. In via Tiro a Segno, a Palermo, dove la piccola abitava assieme alla mamma, al compagno della donna e ai 4 fratellini, nessuno vuole parlare. In pochi conoscevano quella bimba che era paralizzata a casa. Gli investigatori escludono la pista dell'omicidio, ma c'è un dettaglio che gradualmente prende corpo, ovvero che sabato sera in casa, mentre si consumava la tragedia, non c'erano adulti presenti, né la madre e né il compagno. Un particolare che potrebbe aver influito sulla mancata tempestività dei soccorsi. Maria avrebbe ingerito benzina e a dargliela sarebbe stato ingenuamente uno dei fratelli. La bottiglia contenente il carburante è stata sequestrata, trovata all'interno di questo appartamento. Gli inquirenti lavorano anche per capire come mai la bottiglia di benzina si trovava in casa. E poi i segni sul collo di Maria, che inizialmente stavano indirizzando le indagini verso una morte violenta, segni che però sarebbero legati al tentativo maldestro della madre di rianimare la piccola. Una tragedia evitabile, ma ovviamente la mancata presenza in casa della madre e del compagno è un dettaglio su cui lavorano gli investigatori e che potrebbe essersi rivelato fatale per la piccola Maria. La salma della piccola si trova al policlinico in attesa dell'autopsia che rivelerà come e perché è morta Maria. Una vita difficile la sua, costretta a stare a letto, è morta in un caldo sabato di luglio.
Torna in libertà dopo 13 anni di carcere la sorella minore di Matteo Messina Denaro, Patrizia, depositaria dei tanti segreti del boss. Laura Spanò. Patrizia Messina Denaro, soprannominata Acurta, la più piccola delle sorelle di Matteo Messina Denaro, dopo aver scontato 13 anni di carcere per associazione mafiosa ed estorsione, è uscita e torna a Castelvetrano con l'obbligo di firma. La donna non ha mai rinnegato l'appartenenza alla famiglia Messina Denaro e nel corso delle ultime udienze del processo a Marsala, siamo nel 2015, aveva fatto sentire la propria voce sottolineando: sono orgogliosa del cognome che porto. Patrizia Messina Denaro, 55 anni, è figlia, sorella e moglie di boss Vincenzo Panicola. In assenza del marito detenuto, reggeva le file dell'organizzazione facendo da tramite tra il fratello latitante e gli altri esponenti della cosca. Era lei a gestire l'intricato sistema di comunicazione. Oltre ai pizzini, non è escluso che Matteo Messina Denaro avesse utilizzato anche il web. Fino a prima del suo arresto, gli investigatori accertarono che la donna avesse aperto e chiuso numerosi profili social. Patrizia è la depositaria dei segreti del boss e quelli su cui gli investigatori indagano da quando Matteo Messina Denaro è stato catturato. Patrizia aveva una venerazione per il fratello Matteo. Ora ci si domanda se, tornata libera a Castelvetrano con l'obbligo di firma, possa essere lei l'erede del boss. Imminente anche la scarcerazione di Francesco Cuttadauro, figlio dell'altra sorella del boss Rosalia, nome in codice Fragolone. A 40 anni dalla sua uccisione, la Sicilia ricorda Beppe Montana, il commissario di polizia assassinato dalla mafia a Palermo. Ad Agrigento, città natale di Montana, ha inaugurato un murales in suo onore. Davide Sardo. Un murales con il volto di Beppe Montana campeggia sul muro della scuola media Castagnolo di Agrigento. Uno sguardo fiero che continua a parlare ai giovani a 40 anni dal suo assassinio. Il commissario di polizia fu freddato alle spalle dai sicari di Cosa Nostra mentre era in vacanza a Palermo nel 1985. Nella sede della questura che porta il suo nome è stata deposta una corona sulla stele commemorativa. Perciò è giusto che questa memoria non sia una memoria solamente siciliana, ma che sia una memoria condivisa a livello nazionale, e questo è particolarmente importante. Uomini come Montana hanno tramandato oggi agli uomini della Polizia di Stato, ma anche di tutte le forze dell'ordine, quelle tecniche investigative molto raffinate. Oggi noi traiamo benefici dalle attività svolte da uomini come Antiochia, Montana, Cassarà. La Repubblica si inchina nel ricordo del commissario Giuseppe Montana, del vicequestore Antonino Cassarà e dell'agente Roberto Antiochia. Scrive oggi il capo dello Stato Mattarella. Investigatori intelligenti e tenaci, simboli dell'impegno dello Stato contro la mafia. È morto il conducente del tir precipitato dal cavalcavia poco prima dello svincolo per Enna sulla 19. Il mezzo è volato da un'altezza di 12 metri e ha preso fuoco. Un altro tir si è incendiato sulla strada statale 192 poco prima dello svincolo di Taino. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto in Puglia una fra le più grandi fabbriche di sigarette di contrabbando d'Europa. 10 le persone denunciate. Marco Carli. Erano uguali a quelle delle grandi marche, con loghi abilmente contraffatti. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno bloccato un ingente traffico di sigarette di contrabbando su delega della Procura Europea. L'operazione ha consentito di sequestrare nel Foggiano una delle fabbriche clandestine di produzione di sigarette di maggiori dimensioni a livello europeo, del valore di 1.300.000 euro. Una fabbrica dotata di tecnologie e attrezzature di ultima generazione capaci di produrre 2 milioni di sigarette al giorno e un giro d'affari annuo di 125 milioni. Oltre ad un danno per le casse dello Stato e dell'Unione Europea di 80 milioni di euro. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati 143 bancali carichi di sigarette e di precursori per la produzione, insieme a centinaia di sacche di tabacco pronte a essere immesse nei cicli di fabbricazione. Un altro stabilimento è stato sequestrato ad Andria. L'inchiesta è partita da alcune operazioni effettuate a Palermo che hanno permesso di percorrere l'intera filiera di approvvigionamento. Indispensabile l'utilizzo dei droni che hanno consentito di arrivare fino al cuore del centro di produzione. 10 i soggetti trovati sul posto, di nazionalità bulgara e ucraina, alloggiati in stanze di fortuna ricavate all'interno dello stesso stabilimento. Tutti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.
ST Microelectronics ha ribadito che nessun sito in Italia sarà chiuso, confermando gli investimenti su Catania per 2,6 miliardi e su Agrate per 1,4 miliardi. Lo prevede secondo quanto riferiscono fonti presenti alla riunione per l'aggiornamento del piano industriale che l'azienda ha portato al tavolo e che si è svolto nel Ministero delle Imprese, delle Infrastrutture e del Made in Italy. E poi il tavolo, dice appunto la fonti del Ministero, resterà permanente. Parliamo ora invece di un fermo per immigrazione clandestina ad Agrigento. Infatti è stato fermato uno scafista egiziano accusato di aver effettuato il trasporto di 70 migranti all'interno di una barca in vetroresina. Sentiamo Tonino De Mana. Uno scafista egiziano, ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato fermato in un'operazione congiunta coordinata dalla Procura di Agrigento ed effettuata da Polizia e Guardia di Finanza, sezione di Lampedusa. L'extracomunitario è accusato di aver effettuato il trasporto di 70 migranti all'interno di una barca in vetroresina lunga appena 10 metri ed inadatta ad effettuare la traversata. Lo vedete in queste immagini. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal comportamento del trafficante, il quale, con il viso coperto da passamontagna di colore nero, non ha ottemperato all'ordine di arrestare la navigazione, ma ha aumentato la velocità, continuando la sua rotta verso Lampedusa al fine di impedire le operazioni di soccorso. Si è fermato solo dopo un inseguimento durato una ventina di minuti. Lo scafista egiziano è stato trasferito nel carcere di Agrigento. Il primo caso in Sicilia è stato isolato su un cavallo di un allevamento in provincia di Catania. A Messina sono state avviate così le operazioni di disinfestazione dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Francesco Triolo. Si alza il livello di attenzione contro la zanzara killer West Nile, il virus del Nilo occidentale che sta mettendo in allarme l'Italia. Un caso di West Nile virus è stato isolato in un cavallo ospitato presso un allevamento equino nel Catanese, così come ha confermato l'azienda sanitaria provinciale Etnea. A Messina da settimane l'azienda Messina Servizi, in collaborazione con l'università, ha potenziato il sistema di monitoraggio delle larve di zanzara già attivo attraverso le ovitrappole, un centinaio di dispositivi posizionati nel territorio cittadino. Il virus del Nilo occidentale, trasmesso dall'uomo attraverso la puntura di una zanzara comune infetta, ha già fatto alzare il livello di guardia anche in città, anche se finora nessun caso è stato segnalato alle autorità sanitarie. Sono stati avviati anche i cicli di interventi disinfestanti, ben 5 fino al mese di ottobre, dal centro ai villaggi contro le zanzare tigre e le zanzare comuni, quelle più temute di quest'estate perché proprio portatrici del virus West Nile. In Italia sono stati registrati una trentina di casi, quasi tutti circoscritti nel Lazio, ma anche 2 decessi. Si tratta di una malattia infettiva prevalentemente asintomatica, ma che in alcuni casi si può manifestare con febbre alta, mal di testa forte e altri gravi sintomi. Oltre agli interventi programmati, grazie al monitoraggio costante dell'Università, ha specificato la Presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, vengono eseguiti interventi mirati anche dove i livelli di presenza di larve superano i limiti. Tra le misure adottate anche una maggiore irrogazione di prodotti specifici in forma solita dove c'è più ristagno d'acqua come tombini, pozze e fontane. Una breve pausa e poi a Catania dove rinasce il campo Velletri. A Catania nuova vita per il campo Velletri, riqualificato con fondi europei e destinato a famiglie e sportivi. Tonino De Mana. Ore 9:45 di una calda mattinata di fine luglio. Si aprono i cancelli del Velletri, tutti a passo svelto e via verso il perfetto manto sintetico del campo di calcio, riqualificato con fondi europei e consegnato in tutto il suo splendore agli sportivi catanesi. L'impianto, dotato di nuovi spogliatoi, una tribunetta e spazi esterni riqualificati, compresa un'accogliente area ludica, ha ottenuto l'omologazione della Federazione Italiana Gioco Calcio e continuerà ad essere un punto di riferimento per le società sportive locali. Sindaco, c'è tanto caldo, però verrebbe voglia di giocare. Ma assolutamente, un impianto riqualificato nel migliore dei modi, peraltro secondo criteri un po' anche diversi dal passato, perché la creazione di spogliatoi
quadrupli e quindi che danno la possibilità alle due squadre che arrivano di potersi cambiare anche se gli altri due sono occupati dalle squadre che giocano. Il fatto che accanto alla tribuna vi sia un'area giochi per i bambini più piccoli che vengono a vedere i fratelli giocare, e deve essere questa un'occasione per interpretare il campo come un momento di socialità. Un gioiello incastonato nel rione di Picanello che adesso va preservato. È un pezzo che appartiene a ciascuno di loro, a ciascuno di noi, e così poterne avere cura, tenerlo pulito e soprattutto non devastarlo. IFAE con l'assessore Parisi sempre lesto ad intercettare fondi comunitari. Andiamo avanti con la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi a Catania, siamo la città che in Europa più sta spendendo sugli impianti sportivi, un bellissimo risultato che darà sicuramente prospettive importanti sull'impiantistica sportiva a Catania. Trova giovamento l'impiantistica sportiva catanese, più che soddisfatto Sandro Morgana. La dedichiamo ai giovani, la dedichiamo alle attività provinciali, alla terza categoria, perché Catania fa tanta attività calcistica. Per fare tanta attività calcistica ci vogliono anche tante strutture. A proposito, il primo gol al Nuovo Velletri è del sottoscritto, tra i pali l'assessore Parisi. Il suo maestro di chitarra è Franco Battiato, i due amori siciliani di Francesco Gabbani. L'artista è pronto a tornare in Sicilia per 2 concerti sotto le stelle a Palermo e Taormina. Roberta Lunghi. Regge l'amore quando è condiviso, no? Uno scambio di sentimenti nell'amore, nell'amicizia, e per Francesco Gabbani, abile esploratore del cuore e della ragione, anche nei concerti, in cui la generosità dell'artista e il calore del pubblico sono appunto un esemplare viceversa. Francesco Gabbani, con il carico dei suoi successi, è pronto a tornare in Sicilia con Dalla tua parte Summer Tour in 2 live sotto le stelle, il 5 agosto al Teatro di Verdura di Palermo e il 6 agosto al Teatro Antico di Taormina. La Sicilia per lui è un rituffarsi in emozioni vere che nascono da ricordi speciali. Colui che mi ha insegnato a suonare la chitarra è un siciliano doc, e poi perché ho sempre questo legame, con questa connessione, anche se non è più tra di noi, ma lo è secondo me, con il maestro Franco Battiato. Al di là che non si sa se al di là poi c'è. Saranno concerti veri e suonati, distanti dal digitale, ma con il fascino che un musicista vero scorge nel suono puro, sposato a un contesto magico. Sicuramente questo ben si sposa con un contesto come quello, ovviamente analogicamente bello, con una location come Taormina o il Teatro Antico, che è sicuramente pregna di un significato, di vibrazioni, ecco, storiche, vere, vissute. Sorriso aperto e l'apparente leggerezza, dietro la quale si cela l'eterno domandare con la serena consapevolezza che certe risposte non arriveranno mai. Alcune cose non le sappiamo e forse non le sapremo mai, e quindi dobbiamo onorare la vita così com'è. Beh, vivere davvero ogni momento. Una breve pausa, poi il calcio, il Palermo che continua a vincere in amichevole, e invece in Serie C sono stati pubblicati dalla Lega Pro i calendari. Vittoria di misura in amichevole per il Palermo, 1-0 alla Bra, grazie al gol di Di Francesco, ufficiale l'arrivo del difensore Bani. Marco Gullà. Ancora una vittoria in amichevole, anche se di misura, con un gol di Di Francesco al 35esimo del primo tempo. Il Palermo si è imposto ieri pomeriggio per 1-0 sul Bra. Ritmi sicuramente più alti, considerato anche il calibro dell'avversario, che nella prossima stagione giocherà in Serie C. Gambe pesanti e gioco non proprio esaltante, ma il Palermo, dopo oltre 15 giorni di ritiro, inizia ad accusare la stanchezza. Mi piace lo spirito, la voglia. Poi oggi era una giornata che giocare a calcio era molto difficile, anche per le condizioni, però la squadra ci ha dato dentro, non abbiamo preso gol, che comunque è sempre molto importante, anche se sono amichevoli estive, per allenare la mentalità. Insomma, potevamo fare qualche gol in più per l'occasione che abbiamo avuto, ma abbiamo dato minutaggio a tutti, abbiamo cambiato la squadra dell'altro giorno in toto. Ufficiale Bani, il neodifensore rosanero è già in ritiro, arriva a titolo definitivo acquistato dal Genoa. Secondo me è una squadra molto determinata, votata al sacrificio, che è la cosa che chiedo tutti i giorni a tutti quanti,
bisogna mettersi a lavorare ogni istante, non bisogna pensare che nulla è scontato, non bisogna pensare soltanto a giorno per giorno, a lavorare al campo, basta, nient'altro. Dopodomani altra amichevole che chiuderà il ritiro del Palermo, avversari i francesi dell'Annecy, poi il ritorno in Sicilia. Pubblicati dalla Lega Pro i calendari della Serie C, il Catania, che sul mercato ha preso Martic e Corbari, esordirà in casa con il Foggia. Trapani e Siracusa saranno impegnate in trasferta rispettivamente con Casarano e Salernitana. Marco Carli. È a tutti gli effetti il primo atto della stagione, la pubblicazione dei calendari, tanto attesa. Il Catania di Toscano esordirà al Massimino contro il Foggia. Giocheranno in trasferta invece le altre due isolane. Il Trapani di Aronica in casa del neopromosso Casarano. Prima durissima per il Siracusa, che al ritorno fra i pro se la vedrà con la Salernitana appena retrocessa dalla B. Alla seconda i rossazzurri, che sul mercato hanno chiuso per Martic, impiegabile in difesa a centrocampo, e per il forte mediano Corbari, saranno sul campo di Cava dei Tirreni. Esordio casalingo per il Trapani con il Latina e il Siracusa con il Monopoli. I derby isolani sono fissati alla sesta giornata con un interessante Trapani-Catania, all'8ª quando è prevista la sfida fra gli Etnei e il Siracusa. Bisognerà invece aspettare l'ultimo turno per assistere al terzo match fra isolane con il Trapani in casa degli Aretusei. Qualche data dei big match per il Catania. I rossazzurri affronteranno consecutivamente fra la 10ª e l'11ª Salernitana e Benevento, entrambe le partite in casa all'andata. In trasferta invece al ritorno per uno snodo sulla carta decisivo, visto anche che le partite saranno ravvicinate, considerato il turno infrasettimanale. Bel match alla quarta in casa dell'appena retrocesso Cosenza, alla 17ª la partita col Crotone, che sarà anche, come risaputo, il primo turno di Coppa Italia in casa dei calabresi. Ricordiamo infine le date del campionato: inizio il 24 agosto, una sosta il 28 dicembre, 3 turni infrasettimanale il 24 settembre, l'11 febbraio e il 4 marzo. La stagione regolare finirà il 26 aprile per dare spazio poi ai play-off e ai play-out. Migliorano le condizioni del tifoso del Catania ricoverato al Cardarelli di Napoli dopo l'incidente che ha visto coinvolti venerdì scorso un gruppo di supporter diretti a Norcia, sede del ritiro dei rossazzurri. Il 46enne lascerà il reparto di terapia intensiva, sarà dimesso a breve invece l'altro tifoso che era in condizioni critiche dopo lo schianto e che è stato ricoverato al Vallo della Lucania. Bene, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.